Comandante, oggi si presenta questo libro dedicato all'Arma dei Carabinieri. Un volume di cui ringrazio Salvatore Fucà, un'opera importante che narra le vicende dell'Arma dei Carabinieri dall'Unità d'Italia ad oggi, affiancandole a quelle della città, da Girgenti ad Agrigento. È un volume prezioso di cui mi preme evidenziare due aspetti fondamentali: l'elencazione del numero dei caduti, oltre 500 in questa terra di Sicilia, e in particolare 48 caduti in terra agrigentina, tutti per mano del brigantaggio o per mano mafiosa. Devo anche citare questo paragrafo che ha dedicato a me, a tutti i comandanti provinciali, a me in particolare, laddove, allontanandomi da questa provincia al culmine del mio mandato, ha evidenziato come mi siano state conferite numerose cittadinanze onorarie, proprio a evidenziare questo legame fortissimo che c'è tra l'Arma e la sua gente. Sono giunto al termine, sì è vero, sto per andare via, l'8 settembre lascerò questo incarico, ma non vedo l'ora di tornare con un altro incarico. Un po' dispiaciuto? Dispiaciuto sicuramente, triste, tristissimo, ma anche contento perché so che è soltanto un arrivederci. Grazie. Salvatore Fucà presenta oggi questo libro dedicato all'Arma dei Carabinieri, un lavoro importante, certosino, di ricerca. Ecco, come mai questa idea di fare un libro dedicato all'Arma? Nasce dall'esigenza che ho avvertito di esaltare un certo tipo di valori che quotidianamente animano il lavoro delle forze di polizia in genere e dell'Arma dei Carabinieri in questo caso, che sono la tutela della legalità, l'aiuto nei confronti degli altri, tutta la serie di episodi che vengono ricostruiti, tratti dalla cronaca, che vengono ricostruiti nel libro, testimoniano proprio questo attaccamento all'essere utile agli altri, spesso talvolta anche fino all'estremo sacrificio. C'è qualche episodio in particolare da consigliare a leggere che ti ha colpito particolarmente? Ma ci sono tanti episodi, perché il libro parla delle circostanze in cui sono morti tutti i caduti che vengono citati, e sono tanti, perché la presenza capillare dei carabinieri sul territorio li ha portati evidentemente ad essere maggiormente esposti. E poi ci sono episodi tratti dalla cronaca, tipo il rapimento del barone Agnello, con la conseguente liberazione, ma gli interventi in occasione della frana in favore delle popolazioni colpite, o del terremoto, in cui i carabinieri pure hanno pagato un tributo di sangue col carabiniere Cannella, che è caduto tra i soccorritori, o tra i carabinieri alla guerra, con il sacrificio del capitano Bonsignore, medaglia d'oro al valor militare nella guerra in Africa orientale. Oppure l'episodio del carabiniere Usai che si oppose agli americani a Palma Montechiaro nel 1943. Insomma, sarebbe lungo elencarli. Nel libro ci sono tutti o quasi tutti, o comunque tutti quelli che ho ritenuto che in quel momento, in quel contesto in cui si sono verificati, potevano avere una rilevanza importante per il territorio.